Sul finanziere del comando provinciale di Nuoro hanno cassato un'evasione fiscale di più di 1 milione di euro. Sul militare della compagnia della Guardia di Finanza in ambito delle attività di servizio a tutela della intradar dei Stato hanno fatto una verifica fiscale a una società di nugoresa che va che cammino pro averguare i viti in regola. Da esos accertamenti stessi a campo chi sa società di presentare una declarazione a zero e sta a narrare chiata a compilare su documento ma ha declarato di non avere reddito. Sul finanzieri si hanno mandato a dennanti su un'attività di ispettiva difficile hanno scoperto balanzo scubauso pro belle che imbichentamizza euro e hanno contestato altre violazioni in materia di ritenuta fiscale. L'azione ispettiva iscrivete a Guardia di Finanza est in ambito di un piano di contrasto a evasione fiscale Prusampru, coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e punnata a scoprire per medio dei diversi e moderni strumenti di indagine forma sprur graves e spartinata ad evasione e frode fiscale, che va che ne danno a s'economia del territorio e anda contro sa concorrenza leale intre sas impresas. Sos carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro in sas ultimas dies hanno mandato innanzi uno scanto servizio di controllo per la sicurezza stradale, la guerra, la vendita di droga e sul rispetto della normativa del traballo. Sos carabinieri della compagnia de Macumele in s'ultimo periodo hanno aumentato sos controllos in sos caminos pro garantire la sicurezza e pro prevenne sa rapina a sos furgones portavalores. In ambito di questo servizio fattos in sos caminos principali de su margine de sa planargia, sor militare della compagnia de Macumele hanno inzalato a sa prefettura de Nuoro battorzovanos uno scantor de non più de 20 annos cassaus in possesso de droga proprio personale. Sos carabinieri hanno sequestrato una bindichina de grammor de marijuana. Su personale de su nucleo carabinieri ispettorau de su traballo e desispettorau territoriale de su traballo de Nuoro che in sa zodu de sa compagnia de Ierzu hanno denunziato in stato di libertà un imprenditore zastrino per non aver impreato strastor de amparo personale conforme a su che previdi sa legge. Su mezz'ora economico in atto in Italia ta più intresos effetto suo una minimada desor fallimento desas impresas in su 2017. Un mezz'ora desa situazione patrimoniale e economica desas impresas che ha toccato Sardegna puru che estesa e tresa a livello nazionale prosa minimada desa percentuale desas impresas a chi can aiutus o libros contabiles a tribunale. In su 2017 su 17,3% in manco rispetto a su 2016. Son numeroso da nabiere chi sor fallimento sun colauso da etre che entor 23 a 267. Este custusu chiessit a campo desordatos elaboraor des osservatoriu de vallimentos, proceduras et ancadar de impresa 2017 fattu da Ecerved, che est una sociedade specializzata in sa fornidura de servizios pro analizzare sa riscu de creditu e sa affidabilidade commerciale de clienter, fornidores e sozios. Menzur de sa Sardigna n'ha fattu pezzi su Friuli, Venezia Giulia e sa Basilicata. Sa fotografia che mostra tas osservatoriu nostro es positiva e bestit animo pro su venidore. Nata sa amministratore delegato de Cerved Massimo Nespolo. Su 2017 difatti s'abidus a conferma e s'affortiamento des ormezzoros in atto e dunque non si settamus chisicat a mezzorare in su 2018 puru, grazie a s'affortiamento des profilor de a risco des as impresas e des a congiuntura macroeconomica positiva. Grazie a su collegamento in fibra ottica fatto da INAF, GAR e Regione, da oggi esordator de su Sardinia Radio Telescope, sa prur moderna e tecnologica antenna parabolica d'Europa, fatta dall'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, a essere a disponimento protottus a comunidade mondiale dell'astrofisica. L'iscrive sa Regione, che ha finanziato su collegamento in fibra ottica de 107 km. Erisi, di fatti, se sta possibile attestare su telescopio paris ateras antennas in tutto su mondo, commente che essere in una parabola unica, manna cantus a distanza chi beste intresas antennas singulas, che in Sardinia Radio Telescope fruniu de vibra fiti sa prima volta. Tra una paiechidas sata facere una prova pros importante pro cercare di ligare a pare esordatos in tempo reale da banda da l'Occormeda de su mondo. Su Sardinia Radio Telescope este una desas infrastrutturas plus potentes e modernas de circa e studio desas emissiones radio chi venini dai corpos celestes e pro applicaciones de geodinamica e scienzias spaziales, concluitis a nota desa regione. Este es antenna parabolica prurmanna desas tres antennas italianas e ata 60 battor-metro de diametro.
In Durgali comincia su progetto Creaduras, idea dai musiche che in su patrocinio del comune di Durgali, che ha tas obiettivo di chistire aziende e materiale a maniera particolare sa musica, sa poesia, sa danza, sa tradizione. A San Nove de Sero, in su centro culturale di Durgali, a essere rappresentata l'opera Separazione de Tom Kempinski, interpretata da Marina Tovez, che cura sa regia Puru, e Mario Zucca. Quest'opera è in intro del circuito teatrale CEDAC. Su progetto Creadura si lega in una notte, è un'avventura che si attaffa in 2 anni in su territorio di Durgali e Calagonone e sfrutta la posizione del suo territorio durgalesu che è entre terra e mare. S'idea, finanziata del supporto 2014-2020 della regione Sardegna, è fatta come una suite musicale in chimbe movimento e cada movimento è dedicato a un'età differente. Sa programmazione è attaffa in sa domo della cultura che si accattata in su centro de Calagonone.